Le associazioni cooperativistiche Confcooperative, Lega Coop e AGCI del Friuli Venezia Giulia hanno firmato un protocollo per le vaccinazioni aziendali con i sindacati CGIL, CISL e UIL e il vicepresidente della regione Riccardo Riccardi. Un passaggio che interessa potenzialmente quasi 34.000 addetti complessivi che si aggiungono agli operatori delle cooperative sociali già vaccinati nei primi mesi dell'anno, in virtù della particolare attività socio-assistenziale svolta. Le somministrazioni saranno effettuate nel completo rispetto delle norme sanitarie di tutela della privacy e saranno a carico delle imprese, quindi con nessun costo aggiuntivo per la collettività. Stiamo tenendo fede a un impegno che ci eravamo presi, quello di dare il nostro contributo fattivo alla campagna vaccinale. Il protocollo infatti punta a ridurre l'afflusso ai punti vaccinali predisposti su tutto il territorio regionale e accelerare sui tempi e la quantità di somministrazioni che sono decisivamente vitali per la salute fisica, psicologica ed economica delle nostre comunità, aggiunge Daniele Castagnavitz, presidente di Confcooperative FVG. Nel suo intervento l'assessore Riccardi ha auspicato garanzie di flussi e dosi per procedere nella campagna vaccinale. In base al protocollo siglato, le organizzazioni della cooperazione provvederanno a raccogliere le manifestazioni di interesse alla vaccinazione di lavoratrici e lavoratori delle cooperative operanti sul territorio regionale. Sulla base del numero di vaccini disponibili e dei tempi di approvvigionamento e messa a disposizione degli stessi, le organizzazioni potranno attivare le strutture cooperative che in queste settimane stanno manifestando la propria disponibilità, il tutto in pieno accordo tra centrali cooperative, organizzazioni sindacali e amministrazione regionale.